Quarta corsa dall'Arcoveggio, un invito sul miglio, in un cambio di guida. Livia di Poggio guidata da Francesco Facci in luogo di Edoardo Baldi. Non corre invece Carlina De Gleris. Il campo di partenza: Livia di Poggio, Ciclone Tav, Cole K del Ronco, Brilliant Jet, Butterfly Horse, Beatrice Grad. Favori per Livia di Poggio, Francesco Facci. Alternativa principale Brilliant Jet, Manuel Pistone. Partenza tutti su di una linea, praticamente in prima fila parte Ciclone Tav, che come al solito non parte forte ma cerca di rimanere comunque in schiena alla battistrada e vi riesce. Livia di Poggio su Ciclone Tav completa i primi 200 metri in 15:1, poi all'esterno è rimasto Cole K del Ronco con in terza posizione Butterfly Horse. Cole K va su Livia di Poggio, completamento dei 400 in 31:2. Al largo c'è anche Brilliant Jet, mentre in coda Beatrice Grad, che poi prende posizione e va a formare una terza pariglia. ...600 metri completati in 47,7 e i tre tandem continuano a comandare la gara con Livia e Cole K del Ronco alle prese al completamento del giro in 1:2 con un 14:3 però davanti alle tribune. Insiste Cole K del Ronco, va all'attacco di Livia di Poggio, li impegna a traguardo lontano dopo un 14:3 nella retta delle tribune. Insiste ancora, un altro 14:6, un chilometro in 1:16,5. Anche Brilliant Jet a contatto insieme a Ciclone Tav alla corda. I cavalli hanno superato il paletto dei 400 finali, c'è stato un quarto in 28,9 e ora la scatto di Brilliant Fermi in terza ruota. A contatto Ciclone Tav, cala invece con le K del Ronco, che però rimane ancora lì che tiene in terza ruota Brilliant Fermi. Ha spostato anche Beatrice Grad, retta d'arrivo con Livia di Poggio che entra in testa, è seguita da Ciclone Tav. Ultimi 100 metri di gara, Livia di Poggio però è imbattibile, vince su Ciclone Tav, mentre per il terzo all'interno dovrebbe essere Butterfly Horse ad aver ragione di Brilliant Jet. 1:15,4 con 30 a chiudere, ma dopo un 28,9 di penultimo quarto, 58,9 l'ultimo giro per Livia di Poggio e Francesco Facci, che vincono in maniera convincente, perentoria, sicura. Francesco Facci in salchi per l'infortunio di Edoardo Baldi, che ne è il trainer per conto della scuderia Birkin.